Un derby che i ragazzi di Caragliano provano subito a sbloccare con Paolo Mastroieni, il cui tiro però è respinto da Milone, che si salva anche con l'aiuto della traversa. L'Orsa risponde con Materia, che prima sciupa il vantaggio calciando in bocca a Foti da pochi passi e poi con un destro da fuori aria sfiora il palo alla sinistra del portiere. Nel finale di primo tempo però torna a spingere l'Aquila, ma i tentativi di Castellino al 31esimo e di Calderone al minuto 48 non producono il vantaggio sperato. Vantaggio che i biancorossi trovano comunque nella ripresa, quando al minuto 50 Pugliafito al volo col destro batte Milone, facendo così Aquila 1, Orsa 0, e per l'attaccante bafiese si tratta della quarta rete in campionato. Passano 10 minuti e l'11 di casa raddoppia con Castellino, che da pochi passi spedisce alle spalle del portiere l'invito di Rotella, firmando così il suo terzo sigillo in campionato. L'Orsa non ci sta e dopo la traversa colpita da Materia su calcio piazzato, i barcellonesi accorciano le distanze al minuto 70, quando Pergolizzi spedisce alle spalle del proprio portiere una punizione calciata dalla sinistra per la rete dell'1-2. Nonostante ciò l'Aquila la potrebbe chiudere al minuto 80 con Rotella che prova a servire Pugliafito, anticipato però dalla difesa giallo-blu. Quindi nel finale assalto disperato dell'Orsa, che al 93esimo troverebbe la rete del pareggio, ma il direttore di gara ferma tutto in anticipo concedendo un contestato calcio di punizione ai locali. Da qui vibranti le proteste dei barcellonesi, con l'arbitro che espelle poi il tecnico ospite salvo per doppia ammonizione, e a seguire anche Caragliano che nel tentativo di mettersi a protezione dello stesso direttore di gara si becca il secondo giallo della sua partita e quindi il successivo rosso. L'Aquila sale in classifica, quota 26 punti e si porta al comando insieme al Città di Galati, mentre l'Orsa Promo Sport rimane ferma a quota 13 con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.